Gli impianti sciistici in Italia. Ciao e ben ritrovati sul mio canale. Oggi continueremo a parlare degli impianti sciistici presenti in Italia. Terminillo, la stazione sciistica più famosa del Lazio, situata nel cuore degli Appennini. Campo Staffi, una piccola località con impianti ben organizzati, perfetta per le famiglie. Lago Laceno, una stazione sciistica minore situata nell'Appennino campano, che offre un'esperienza tranquilla. Campitello Matese, una stazione sciistica che offre buone piste e impianti moderni, immersa nelle montagne del Molise. La Puglia non ha comprensori sciistici a causa della sua conformazione geografica prevalentemente pianeggiante. La Sicilia, pur essendo conosciuta per il suo mare stupendo, offre alcune opportunità per lo sci. Etna, sebbene non sia una stazione sciistica tradizionale, l'Etna offre l'opportunità di praticare sci e snowboard sul vulcano durante l'inverno. Camigliatello Silano, situata nel Parco Nazionale della Sila, è la principale località sciistica della Calabria. Gambarie, un piccolo comprensorio sciistico situato nell'area aspromontana. L'Umbria non è una delle regioni italiane più note per gli impianti sciistici, ma offre comunque alcune opzioni. Monte Terminillo, Rieti, situato a circa 100 km da Roma, è uno dei principali centri sciistici della regione, con impianti per lo sci alpino e lo snowboard. La Liguria offre alcune aree sciistiche nelle sue zone montuose, principalmente nell'entroterra. Montalto Ligure, una piccola stazione sciistica che offre piste adatte a famiglie e principianti. Prato Nevoso, situato nelle Alpi Liguri, è uno degli impianti più noti della regione, con numerose piste e impianti moderni. Limone Piemonte, vicino al confine con la Liguria sebbene si trovi in Piemonte, Limone è un'importante località che può essere comodamente raggiunta anche dalla Liguria. La Basilicata offre alcune stazioni sciistiche principalmente nell'area appenninica. Parco Nazionale del Pollino. La località sciistica di Campomaggiore offre alcune piste di sci alpino. La Sellata Pierfaone, situata nel comune di Potenza, è una delle stazioni sciistiche principali della regione, con piste per sci alpino e snowboard. Anche la Sardegna offre alcune opportunità per lo sci, pur essendo più famosa per il suo mare. Monte Limbara, situato in Gallura, è una piccola stazione sciistica che offre alcune piste adatte a principianti. Gennargentu, nella zona centrale dell'isola, è una località che, pur non avendo grandi impianti, offre alcune opportunità per gli sport sulla neve. Risulta temporaneamente chiuso il comprensorio sciistico di Bruncuspina. Queste regioni offrono un mix di impianti per tutti i livelli, dalle stazioni più tranquille per i principianti a quelle più complesse per gli sciatori esperti. Se il contenuto di questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile, iscriviti al canale e metti like per supportarmi. Grazie!